Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E siamo pronti a ripartire con una nuova puntata di Made in Polesine, come sempre io, Davide Stefanelli, Leandro Maggi e lui Leandro Maggi. Buongiorno, benvenuti, questa è Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Com'è andata la settimana? Io te lo chiedo sempre perché ormai... Va bene, ci vediamo poco perché sai che sono preso come con le bombe atomiche, però... Sai ragazzo, è molto richiesto in questi ultimi... Devo fare le analisi, un sacco di cose. Visite. Sì, dai, insomma, dai. Vabbè, detto allora, questo, dai, andiamo veloci quest'oggi, allora, andiamo andiamo subito con i titoli, andiamo velocemente. Allora, il primo, eccolo qua, mi raccomando l'intermezzo, è molto richiesto. Sì, ve lo chiedo. Allora, Nova Monte, eccellenza polesana. Ecco, vedi, questo qua è molto richiesto. Pensa un po' dove siamo arrivati. Pensa quanta considerazione hanno di noi. Poi, Voci per la Libertà e Negramaro. Vaccini a rallentatore. Poi, Gioia Crepaldi e le difficoltà del momento. Ultimo ma non ultimo, scuola e riapertura. Ecco qua, questi sono i titoli di oggi di Made in Polesine. Ci sentiamo, ci prepariamo e tra un cincinin siamo lì con voi. Bene, dopo la nostra introduzione, insomma la lettura dei titoli, siamo pronti a partire finalmente con la puntata di oggi di Made in Polesine. Quindi partiamo con il primo titolo, Nova Mont, eccellenza polesana. Allora, innanzitutto cos'è la Nova Mont? La Nova Mont è quell'azienda che c'è a Bottrighe, un'azienda green, dal volto green come qualche giornalista lo dice, ed è un impianto unico al mondo. Praticamente fanno quei sacchetti biodegradabili eccetera eccetera eccetera, ed è veramente una grossissima realtà. Innanzitutto perché impiega 70 persone, poi sono quadri alti, nel senso che sono tutte gente specializzata a buon livello, e una buona parte sono polesani, e questo ci fa piacere. E perché ne parliamo? Perché è giusto ricordare che il Polesine non è solo terra e vongole, ma ci sono anche altre attività importanti. Abbiamo celebrato poche settimane fa il cantiere navale Visentini, abbiamo celebrato molto spesso anche l'altro cantiere navale, il cantiere Vittoria di Adria, che stanno facendo cose straordinarie, veramente. Cantiere Vittoria, tra l'altro, fa una linea anche per yacht di alto lignaggio. Visentini ha appena varato una nave, si è un po' insabbiata subito. È successo un imprevisto, insomma, ma probabilmente non era colpa sua, si allineava probabilmente con, sai che c'era sul canale di Suez lo stesso problema, e noi chi siamo? E noi no. E noi chi siamo? E noi no. Allora, al di là delle battute, ben venga averne di tutte queste aziende. E poi naturalmente abbiamo le eccellenze dell'agricoltura e della pesca. Della pesca non ne parliamo perché sappiamo che c'è stata la manifestazione dei pescatori. Noi, tra le altre cose, è una vita che diciamo, speriamo che il discorso delle vongole ce lo mangiamo anche questo, visto che ci siamo mangiati i laboratori eccetera esatto, eccetera. Sì. Quindi speriamo che sia solo una cosa molto importante da tutelare sicuramente per la nostra economia locale. Che la difficoltà dei pescatori di questo momento, perché effettivamente dicono no, in questo momento qua non prendiamo soldi, non ci sono vongole, non c'è la semina eccetera eccetera, però questa è un'altra storia. Quindi Novamont, azienda importantissima, tra l'altro fatta su una ristrutturazione industriale di un'archeologia industriale, quindi questo ci fa ancora più piacere perché non sono stati gettati tonnellate e tonnellate di cemento, hanno riciclato quello che c'era, e questo qua è un'altra bella cosa di questa azienda. E quindi ben vengano queste aziende, noi polesani siamo qua che aspettiamo. Sai che c'è la zona, sai l'opportunità nell'Alto Polesine di avere degli sgravi fiscali eccetera, magari ci saranno degli insediamenti importanti. Chissà che sia la volta buona, insomma, che qualcosa arrivi, insomma. Ci sono delle macro aree che sì, le aprono ma non le fanno passare, ma questa è un'altra storia. È un'altra storia qui. E mi riferisco ad Arquà e Villa Marzana. Bene, allora con questo abbiamo la chiudiamo, perché altrimenti poi andiamo a girovagare su argomenti che poi non sono anche però più o meno si allineavano. Sì. Va bene, dai. Allora ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. E siamo così rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Lo ricordiamo sempre, la prima messa in onda il giovedì, poi durante il fine settimana le varie repliche sia su Radio Diva e anche su Radio Colbe Rovigo. Adesso il secondo titolo, Voci per la Libertà e Negramaro. Allora, Voci per la Libertà è
quella manifestazione che ormai è pluriannale, mi sembra sia 5 lustri, quindi 25 anni dovrebbe aver festeggiato, non vorrei sbagliare. Partita da Villa Dose, da un gruppo di ragazzi da Villa Dose, e adesso è diventata una manifestazione a livello nazionale importantissima, e ogni anno c'è poi la finale a Rosolina Mare. L'anno scorso, nonostante il Covid, sono riusciti a farla, vediamo se quest'anno ce la fanno anche. E quest'anno chi ha vinto il premio Amnesty International? Il Negramaro, con una canzone di Luciano Sangiorgi che si chiama Dalle mie parti, che è scritta e parla di immigrazione. Naturalmente sappiamo che Voci per la Libertà fa parte del gruppo Amnesty International, quindi per i diritti umani delle persone, e quindi questo sicuramente è un premio importante, e penso che i Negramaro stesso ci tengono molto a riceverlo ed averlo. Certo. Speriamo quest'estate, appunto, innanzitutto che ci sia una manifestazione live e non speriamo con Zoom, perché io posso dire la verità, a me le cose su Zoom fanno cagare. Ecco, detto proprio così proprio. Io non riesco a seguirle, cioè le seguo 2 minuti, poi dopo uno non c'ha il microfono acceso, l'altro c'è la telecamera, l'altro c'è la telecamera accesa e dietro passa l'amante. Uno addirittura hai visto che intanto che era il consiglio comunale non so di quale paese, è andato a fare la pipì. Insomma, succede di tutto. Vabbè. Quindi Amnesty International, tra l'altro, lo dico, oggi intervisto Michele Lionello, che è l'art director di Voci per la Libertà, e quindi magari settimana prossima ve lo riproporremo. Vabbè, quindi è una chicca questa qua. Questa è una chicca, questa qua. Ci ha lasciato in anteprima. Dai, allora abbiamo così esaurito. Bravi agli amici di Voci per la Libertà. Stavo dicendo, abbiamo esaurito anche questo secondo argomento. Noi cosa fa? Ci beviamo il caffettino? È un po' di tempo che non lo facciamo. Chi paga? Pago io. Due caffè. Due caffè. C'è il braccino corto. Ci sentiamo tra poco. E così siamo rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made Polesine. Il caffettino era buono però oggi. Buono. Ci ha portato una macchinetta nuova e quindi l'abbiamo subito messa in usa. Ha fatto i soldi. Ha fatto i soldi, sì. Sono quelle comodato d'uso, insomma. Ecco. Ha fatto i soldi. Vabbè. Allora, vaccini a rallentatore, questo è il nostro prossimo titolo. Allora, vaccini, innanzitutto il problema, come sempre, si fanno gli annunci e poi dopo ci caschiamo nella logistica, nel senso che ben venga a Figliuolo, il nostro generale degli alpini, bravo, carico di piastrelle qua davanti, però effettivamente se mancano i vaccini come fai a vaccinare 500.000 persone al giorno? Ma comunque in Polesine apriranno oggi alle 18 le prenotazioni per le vaccinazioni. Questo lo dicevano appunto ieri, quindi oggi vediamo se non abbiamo purtroppo a quest'ora le notizie di quello che di quante persone si sono prenotate. Comunque in ogni caso sono 3.100 i posti disponibili, pari al numero di dosi a disposizione dell'US 5. Poi si vedrà, sul poi si vedrà si può aprire un mondo. C'è questo punto interrogativo, allora, insomma, che lasciamo molto a desiderare, se vogliamo. C'era la settimana scorsa sul Corriere della Sera, parlavano appunto dei vaccini Italia rispetto a Francia, Spagna, in Europa in generale. Noi avevamo più o meno a regime 270-300.000 vaccini al giorno. La Spagna, che ogni volta è il nostro punto di riferimento, cioè quando andiamo peggio della Spagna siamo spacciati, ne fa 600.000, la Francia 700.000. E noi non ci arriviamo, ma questa è un'altra storia. E poi volevo parlare scuola, la parlo dopo, perché volevo appunto parlare della scuola e dei vaccini, esatto. Però facciamo un pochino di dati di questa campagna di vaccinazioni. Sono 78.000 le dosi iniettate da inizio campagna e solamente 25.500 le persone che hanno completato la vaccinazione. Quindi sono ancora veramente pochi. Siccome bisogna raggiungere questa immunità di gregge, che tanto ci dicono che bisogna arrivare più o meno al 75-80%, questa immunità di gregge noi la raggiungeremo nel 2042. Ma quando il virus ormai se ne sarà andato da solo, perché posso dire una cosa come la penso? Dimmi. Il discorso dei vaccini, secondo me, prima o dopo, pausa di suspense, cioè, prima o dopo li metteranno in vendita e uno se li va a comprare, perché per me quella lì la storia è possibile che non si possano trovare, cioè nel senso che per me vogliono arrivare, ma questo
io penso male, perché eccetera eccetera, Ma eccetera. sai che Sì, sai esatto, com'è. Sì. pensare male eccetera eccetera. Sì. Secondo me vogliono mettere in commercio libero una parte gratuita. Voi, non so, Pfizer invece che AstraZeneca, oppure Johnson Johnson, oppure Libera e Bella. Libera e bella. Libera e bella. Questa è bella come battuta. Te lo compri. Sì. Libera e bella, sì. Vabbè, allora tu decidi quale prendere, e quello lì è quello che secondo me vogliono arrivare. Ma però questa qua è la mia personalissima impressione. Libera e bella, mi ricordo cos'era, una lacca per capelli. No, era uno shampoo. Lo adoperavo quando ero molto molto giovane. Molti capelli fa. Sì, molti miliardi di capelli fa. Vabbè, dai. L'abbiamo così messo un po' sull'ironico, insomma, perché ogni tanto va bene anche scherzare, anche se il problema è veramente molto, molto serio, molto importante, insomma, quando si parla di vaccini e tutte queste situazioni che ne conseguono. Ma noi siamo cialtroni. Ma sì, dai. Ma posso dire l'ultima cosa? Ma di pure. Qua dentro c'è caldissimo. Lui ha acceso il riscaldamento, io mi sto cuocendo. Ecco, oggi c'è caldo. Abbiamo ancora bisogno del riscaldamento. No, io ti pregherei nella pausa di spegnerlo. Allora, lo spegniamo. Io c'ho il termo sotto i piedi. Così risparmiamo anche un po'. Lo dico in dialetto. Sì. Sto alvando il buio. Vabbè. Dai, ci sentiamo per pochissimo. Torniamo per continuare Made in Polesine. E siamo così ritornati in diretta su Radio Diva, Radio Colbe, Made in Polesine Web TV. E adesso altro titolo molto importante: Gioia Crepaldi e le difficoltà del momento. Allora, innanzitutto chi è Gioia Crepaldi? Diciamo chi è Gioia Crepaldi. Gioia Crepaldi è una soprano bravissima del Polesine, di Taglio di Po in particolare. Ha vinto il premio Verdi a Busseto, quindi decisamente l'hanno definita non una promessa ma una certezza del bel canto, e questo qua ci fa piacere. L'ho intervistata poco tempo fa e appunto mi diceva: sto facendo dei concerti in streaming, e ritorniamo al discorso che parlavamo prima, sì, dello Zoom eccetera eccetera. È tutta un'altra cosa, fare una cosa in streaming, come diceva giustamente Gioia, è come fare le prove, quindi non hai il sentore del pubblico. Un artista ha bisogno di sentire il pubblico. Io guardo, non so, in TV anche Crozza che fa gli spettacoli dal vivo, sì. Quando c'è il pubblico è tutta un'altra cosa. Vabbè, certo, insomma. Hai bisogno veramente di sentire l'applauso, di sentire la gente che ti fischia, cioè tutto fa parte l'emozione che ti dà il pubblico. Esatto, fa parte di un'emozione che è indescrivibile. Non ha pari. Chi fa spettacolo di questo ha bisogno, quindi speriamo di ritornare quanto prima alla normalità. Per esempio in Germania, tu sai che ho mia figlia in Germania eccetera, stanno cercando di far tutto, però ogni volta che ti muovi devi fare il tampone. Ogni volta. Quindi si deve dare anche questa a vedere uno spettacolo oggi devi fare il tampone. Se esatto. devi fare un'altra cosa, se vai domani anche un altro tampone. Un altro tampone. Tra l'altro in Germania il primo tampone te lo pagano una alla settimana, gli altri te li paghi tu, e costa 150-160 euro. E quindi, siccome probabilmente ci arriveremo anche noi a fare questo discorso qua, vuol dire che ancora una volta poi i locali, cinema, i teatri saranno chiusi. Speriamo di no, anche qua speriamo di sbagliarci, però sì, non si può neanche. Però io vedo il Costanzo Show che c'è la gente perché ci ha messo il plexiglass. Sì. Non potevano fare anche gli altri? Una domanda, non ho la risposta. So. Però se tutti gli altri teatri lo facevano, plexiglass ogni posto, quindi se io starnuto davanti al plexiglass e mi tengo tutto mi tengo tutto il virus per me, i miei schizzi. Cioè, se le hanno permesso, perché non l'hanno fatto anche gli altri? Anche perché poi sarà un problema anche di costi, insomma, perché adeguare i teatri, insomma, le sale convegno con tutto i divisori in plexiglass avrà sicuramente un costo che magari, che ne so, tra 2 o 3 mesi, 5-6 non serviranno più, e quindi verranno poi smaltiti. I famosi incentivi potevano essere indirizzati lì. Cioè, invece di tenere chiuso un anno, potevano magari aprire anche al 100%, al 50%, e avrebbero sempre guadagnato di più che star chiusi. Come è successo anche con i ristoranti, che si sono adeguati alle normative e poi vigenti e poi hanno chiuso. Quindi vedi, cioè, è un costo che non sai magari se riuscirai ad ammortizzare, e quindi sì, ma magari... Ecco.
fa parte di quell'incertezza che contraddistingue il nostro popolo. Esatto, sì, il punto e guarda, mi chiudo la bocca, non parlo. Il punto è sempre questo qua, esatto. Non si ha mai la certezza delle cose. Esatto, non c'è la certezza della pena, non c'è la certezza di quello che devi fare, eccetera, eccetera. E non si sa cosa succederà, ma neanche tra una settimana. Come siamo pungenti oggi, siamo sarcastici. No, perché sono cose che stiamo vivendo anche noi sulla nostra pelle, insomma, e quindi un po' tutti quanti. Questa situazione rende molto vulnerabili chiunque, insomma, ecco, perché se non si ha la certezza, cosa faccio? Faccio una cosa che dopo magari che dopo fra una settimana devo cambiare. Tra una settimana, 10 giorni questa cosa non va più bene. Okay. Anche perché non è che pensi che possa succedere, succede così. Succede così. Sì. Sono cose, sono film già visti. Bravo. Vabbè. Dai, allora ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. E siamo pronti per continuare, anzi per concludere, perché questo è il nostro ultimo argomento, poi ci saranno anche i saluti finali e così via. Però, ultimo argomento, scuola e riapertura. Ecco, anche qua un'altra si collega con il discorso di prima del post che abbiamo fatto prima. Allora, la scuola riapre, qualcuno dice al 100%, l'80%, non più DAD, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, hanno intervistato un bel po' di presidi e giustamente dicono: noi come scuola siamo preparati. Io mia moglie che lavora nel settore, effettivamente all'interno c'hanno tutte le misure di sanificazione, di mascherine, i bambini o i ragazzini c'hanno la mascherina tutto il giorno, quindi fondamentalmente, adesso mi riferisco al mio paese, Taglio di Po, in un anno anche di presenza ci sono stati una ventina di casi di ragazzini positivi, che tra l'altro non hanno infettato tutta la classe. Però giustamente dicevano un po' di presidi: guardate che il problema non è all'interno della scuola, il problema è trasporti, eccetera, eccetera. No, perché in tutto questo tempo non avete pensato a sistemare i trasporti? Perché? Perché innanzitutto tram, eccetera, più di tanto non possono aumentare perché non ci sono né i mezzi né i tram a disposizione. Si possono attingere dalle aziende private. Effettivamente tutte le aziende che hanno trasporti con le corriere, eccetera, che sono un anno fermi, potevano tranquillamente lavorare. Però c'è un altro inceppo. Intoppo. Vabbè. C'è nato intoppo, sì, che praticamente ogni corriera che porta 50 persone ne può portare solo 25. Quindi per sopperire tutto il bisogno che c'è tra pendolari signori che lavorano, persone che lavorano, tra ragazzi che fanno i pendolari che vanno a scuola, eccetera, ci servirebbero miliardi di corriere, ma metti che ci siano anche. C'è un'altra aggravante: mancano gli autisti. Cioè, non ci sono autisti, anche perché per guidare una corriera ci vuole effettivamente una patente speciale. Chi per esempio guida un camion non può guidare la corriera. Esatto, sì. Ha tutti i parametri giusti, però deve fare un ulteriore esame. Quindi queste cose le dovevate pensare un pochino prima. Giustamente dicevano i presidi che sono stati intervistati: non potete dirci la settimana prima, dalla settimana dopo, del 26 tutto aperto. Mo? È un po' quello che abbiamo detto prima nell'argomento precedente, cioè non si sa mai cosa succede la settimana prossima. Adesso è colpa di quelli di prima, quelli di dopo, di Conte, di Draghi, eccetera. Abbiamo chiamato il massimo esperto di logistica, che è Figliuolo. Vabbè, allora quindi anche loro questi cappelli non dovevano farne. Ecco, detta così, terra, esatto, sì. Esatto. Perché a sto punto metteteci uno di noi tranquillo, facciamo la stessa figura. Sì. Cioè, metteteci uno come me che non sa assolutamente niente di logistica, lui ne sa. Io sì. Lui ne sa. Io sì. Lui è un sapientone. Non ho niente da offrirti poi, te lo dico, perché dopo caffè, magari basta caffè se vuoi. Comunque, capito? Quindi ogni volta che ne parliamo ce l'abbiamo sempre di più. In questo momento qua siamo sempre più arrabbiati, esasperati. Speriamo che effettivamente, come l'anno scorso, l'estate ci porti un pochino di sollievo, e dopo a ottobre ci penseremo. Vabbè. Perché domani un altro giorno si vedrà. Si vedrà, come diceva la canzone dei Ricchi e Poveri. Bravo. È vero. Dai, allora abbiamo di fatto esaurito i nostri argomenti di oggi, solamente tra pochissimo per i saluti finali. Poi... Era di Ornella Vanoni. Cosa? No, domani un altro giorno si vedrà. È vero, è vero. Però l'ha cantata anche i Ricchi e Poveri, però forse l'hanno rifatta. Sì, quando fanno la doccia. Ok. Ci sentiamo tra poco. E allora siamo qua, siamo pronti per i saluti finali.
È vero che la canzone era di Ornella Vanoni, ma secondo me, non so, mi pare di ricordare che l'abbiano anche cantata i Ricchi e Poveri. Poi ma i Ricchi e Poveri o la Brunetta dei Ricchi e Poveri? La Brunetta dei Ricchi e Poveri. Di cui tu sei la Peperina. Perché l'ho conosciuta? Ah sì, sono andato a casa sua a Rapallo. A Rapallo, sì. C'è anche una foto con lei e mi ha fatto un saluto per gli amici sai che allora avevo Polesine TV. Sì, esatto. Quindi sì, peperinissima. Hai conosciuto un sacco di gente, sì. tu, Però dal vivo è molto peggio che Ah sì? Sì. Perché sei in TV. Scusa Angela. No, in TV insomma sono tutti belli preparati. Sono tutti belli truccati. Sì, ma poi li vedi appena alzati. Vabbè dai, questa è un'altra storia. Dai, allora ci sentiamo la prossima settimana come sempre su Radio Diva, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Da parte mia Davide Stefanelli e Leandro Maggi. L'augurio come sempre di un buon fine settimana. Ci sentiamo giovedì prossimo e a questo punto il nostro classico countdown. 3, 2, 1, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.